Siamo nell'anno 1459 e qui nel monastero di San Benedetto rifacciamo una rievocazione storica importantissima che ricorda appunto la venuta degli abati e del Papa. È una manifestazione che noi tutti gli anni facciamo in questo periodo e vedendo anni diversi appunto di storia. Un anno con Matilde, un anno con il Papa e tutti gli eventi che sono stati fatti a San Benedetto. E anche questa sera è una bellissima manifestazione con un sacco di pubblico e un sacco di figuranti. Importantissima per questa zona. La rievocazione storica di quest'anno è nell'insegna della fiducia nel futuro, nonostante tutte le difficoltà. L'aver raggiunto questi traguardi sicuramente è addito al fatto che diverse persone, anche privati e anche associazioni come il Rotary, come tantissime altre, hanno dato l'opportunità di poter agire sui manufatti in modo che questi potessero trovare una sistemazione tale da poter permettere il passaggio delle persone, tra l'altro ricreando anche fotograficamente quelle che erano le parti che ora non sono visibili, e questo significa il far rivivere il nostro monastero, appunto ambientandolo in quello che è una situazione medievale, ma soprattutto è che nel Medioevo, da quel grande terremoto che era successo allora, sicuramente San Benedetto oggi risorge e questa serata dà questo tipo di messaggio. Il mettere insieme ad esempio la parte enogastronomica da allora, legandola a quello che saranno i percorsi enogastronomici del nostro territorio e soprattutto con le déco che noi andremo adesso a istituire e di conseguenza che hanno basi su quello che erano le ricette storiche medievali, tipo la nostra torta tagliatelle o tutte le altre specialità culinarie e modi di preparare i cibi tipici di San Benedetto. Quindi è una San Benedetto medievale che, nonostante quindi il terremoto rievoca questi tipi di situazioni, ma rievoca per noi anche il fatto di dire siamo qua e la nostra enogastronomia si basa da allora come allora ed è buona come in quel momento.